Abbiamo fatto i test proprio a Treviso con i nostri elicotteri, con la barella biocontenitiva, e per noi va bene, cioè funziona tutto. Il SUEM di Treviso, con Pieve di Cadore e Verona, potranno trasportare in elicottero pazienti colpiti da coronavirus senza mettere a repentaglio la salute dell'equipaggio. Un dato importante nella battaglia quotidiana con l'infezione, soprattutto nella prospettiva che con l'aumentare dei contagi si rende indispensabile trasferire pazienti anche infetti ma non da terapia intensiva verso altre strutture. Ospedali di riferimento per coronavirus e ospedali pronti ad accogliere altri pazienti nel momento in cui il numero delle terapie intensive dovessero raggiungere il livello di saturazione. Un esempio è Guicciardini, consegnato di fatto oggi alla Protezione Civile del territorio. Loro sono stati bravissimi, ci ha messo 4-5 giorni a fare tutto. Però voi capite che è meglio farlo prima piuttosto che trovarsi con le persone che arrivano in ospedale e non sai dove piazzarle. Quindi è stata un'azione fondamentale. Sono 5 strutture, a seconda delle necessità saranno ricoverate in queste strutture, se serve, casistiche diverse. 147 i posti letto riattivati su 4 piani, con area valutazione e zona volontari di presidio al piano terra. Oltre 3.000 ore di lavoro per circa 200 volontari che si sono alternati da giovedì scorso, segno di una solidarietà concreta come quella raccolta dal sindaco dalle aziende del territorio. 200 sedie, che ho appena avuto una comunicazione di un'azienda di Valdobbiadene che ha voluto regalare 200 sedie per i Guicciardini, un'altra azienda ha donato dei materassi, insomma chiunque cerca di dare una mano. Ad alcuni bisogna dir di no perché qua devono entrare le cose che servono, e quindi a tutti sarà data una risposta, ma grazie davvero per la grande generosità dimostrata dai valdobbiadenesi, ma non solo, anche i comuni vicini. Un ringraziamento speciale agli alpini della sezione di Valdobbiadene e dal presidente nazionale Sebastiano Favero, che tra l'altro ha confermato il forte impegno delle Penne Nere anche a Bergamo. L'ospedale da campo, posso dirvelo, da domani riprende la sua installazione nella fiera di Bergamo e sarà pronto fra qualche giorno a ospitare 250 ricoverati, quasi tutti di coronavirus.